Omicidio nella notte a Pernumia, nel Padovano. 25enne del Gambia uccide il coinquilino e poi si rifugia nel centro d'accoglienza per profughi di Battaglia Terme, arrestato dai carabinieri. Accoglienza migranti, flop del bando pubblicato un mese fa dalla prefettura di Treviso. Si cercavano almeno 100 posti, se ne trovano solo una ventina. Mareggiate temporali, il maltempo spazza il litorale. A Jesolo in pochi secondi un vento fortissimo devasta lo stabilimento Riviera Levante e a Venezia sollevato il Mose. Sicurezza a Campomarzo a Vicenza, scatta il piano d'azione per potenziare la presenza delle forze dell'ordine. Si parte con la permanenza prolungata delle pattuglie nelle aree critiche. Oggi l'addio a Mestre, ad Andrei Boichenko, il 20enne di origine bielorussa negato nel lago morto a Vittorio Veneto. Toccante il ricordo della mamma, bravo, determinato e forte, era la mia roccia. Blitz della finanza di Padova, al centro ingrosso Cina, sequestrati cosmetici con una molecola potenzialmente cancerogena. Nel mirino oltre 7.000 articoli tra profumi, creme e prodotti per l'igiene della persona. È arrivata stamane alla Tarsa dell'Excelsior accolta dal direttore Barbera, la madrina dell'80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Caterina Murino domani condurrà la cerimonia di inaugurazione del festival. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Apriamo, lo avete sentito dai titoli, con la cronaca e con l'omicidio nella notte nel Padovano a Pernumia. Per l'esattezza, un 25enne del Gambia ha accoltellato a morte il coinquilino e poi si è rifugiato nel centro d'accoglienza per profughi di Battaglia Terme. L'uomo è stato poi arrestato dai carabinieri. Io ho sentito rumori, casino. Dopo uscito davanti alla porta ho trovato quello con sangue, casino. Mamma mia, non ce la fai anche guardarlo. È tanto sangue. Davanti agli occhi di Mustafa, il ragazzo, suo vicino di casa, con uno squarcio al collo, un unico fendente letale. È il racconto di uno dei testimoni della notte di sangue consumatasi a Pernumia, in via Palù Inferiore, una strada di campagna che collega al centro di Battaglia Terme. La vittima, un 27enne marocchino, Anouar El Guttaia. A sferrare la coltellata mortale al culmine di una lite sarebbe stato Sane Touré, 25enne del Gambia, suo coinquilino, che poi è fuggito. Dopo aver ferito mortalmente il suo coinquilino, il presunto assassino è scappato qui a Battaglia Terme, all'ex hotel delle Terme, da tempo struttura di accoglienza per richiedenti asilo e che in passato lo aveva ospitato. È proprio nella struttura di accoglienza, a pochi chilometri dal luogo del delitto, che i carabinieri lo hanno trovato e arrestato mentre si nascondeva in una stanza. I militari verso le 22 erano stati allertati da alcuni residenti di via Palù che sentivano musica ad alto volume e poi urla definite disumane provenire dal casolare dove vivevano il gruppo di stranieri. Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato il corpo del 27enne marocchino che si era accasciato davanti all'entrata della casa del suo vicino. La procura di Rovigo dovrebbe disporre l'autopsia nelle prossime ore. Da un primo esame però sul corpo del 27enne ci sarebbe una sola ferita profonda alla gola. L'accoltellamento sarebbe avvenuto in strada davanti al casolare nelle vicinanze. I carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un coltello sporco di sangue. La vittima e il suo presunto assassino sono entrambi richiedenti asilo regolari sul territorio. Il 25enne arrestato aveva in passato un precedente per spaccio. Fin qui la ricostruzione di quanto accaduto, ora invece le reazioni dei vicini di casa e dei sindaci di Pernumia e Battaglia Terme. Abbiamo preso 10 anni fa la casa qui appunto per stare tranquilli, viverci il nostro giardino, non si può più fare. Ti senti un po' prigioniera alcune volte. A parlare una residente di via Palù Inferiore, la villetta è proprio a fianco all'abitazione dove vivevano la vittima dell'accoltellamento mortale e il suo aggressore. Una vecchia casa circondata da materassi, coperte sporche e immondizia, in mezzo a giardini curati delle altre abitazioni. Una situazione difficile ormai da anni, raccontano i residenti. C'è un via vai che ultimamente non ci piace perché già in primavera siamo accorti di macchine che si fermavano, quindi fai 1+1, non sono di certo persone che hanno voglia di regolarizzarsi, anzi pensi subito a spaccio di droga quando vedi movimenti del genere. Anche ieri sera rumore e urla che hanno portato i vicini di casa a chiamare i carabinieri per l'ennesima volta. Ho sentito, sì, per me c'era stata la musica anche, ma dopo non dico niente, insomma, perché mi dispiace che sia capitato questo. Non è giusto che vadano per le corti, anche perché noi qui siamo
un gruppo di persone anziane. Quante persone vivono lì dentro non è chiaro, vanno e vengono, ci raccontano. Il sindaco di Pernumia, dopo aver scoperto questa situazione, ha avviato delle verifiche e chiede ai cittadini di raccontare e far emergere casi come questi. Noi abbiamo bisogno di avere le informazioni da parte dei nostri cittadini. I residenti in loco devono in qualche maniera fornire gli elementi perché noi ci possiamo in qualche maniera difendere da queste situazioni. Quello che è capitato è stato gravissimo e non deve più succedere. Abbiamo appurato che il fabbricato era un fabbricato di civile abitazione dato in locazione ad un soggetto che è residente in comune a Pernumia dal 2016. Se questo soggetto poi in qualche maniera subaffittava senza o col consenso dei proprietari a qualcun altro, questo sarà tutto da verificare. Poco lontano da Pernumia, a Battaglia Terme, c'è invece la struttura di accoglienza per i migranti, dove il 25enne arrestato per il delitto si è rifugiato prima di essere arrestato. Dall'inizio dell'anno in questa struttura sono passati perlomeno 300 persone. Ne ospita una ottantina, però io vorrei capire gli altri 220 che sono transitati. Ora qualcuno sa dove sono? Sono diventati quegli invisibili che sono nelle città e vagano e poi possono diventare, nel migliore delle ipotesi, delle persone che sono sfruttate da altri, oppure vanno a delinquere. A proposito di accoglienza dei migranti, scarsa adesione al bando della prefettura di Treviso per individuare posti per l'accoglienza. Hanno risposto solo 2 associazioni per un totale di una ventina di posti messi a disposizione. Solo 2 associazioni hanno risposto al bando della prefettura di Treviso per l'accoglienza dei richiedenti asilo. Si cercavano 450 posti, 50 di quali per i minori non accompagnati. Ne sono stati trovati invece una ventina. L'associazione Hilal di Abdallah Kerzai ha individuato alcuni appartamenti già utilizzati in passato, ma ovviamente non bastano. Noi per il nostro piccolo cerchiamo di dare delle risposte, ovviamente con grandi difficoltà. Noi per il momento abbiamo trovato una soluzione per una quindicina di persone. Per Hilal anche un'industria poteva fare un investimento e i comuni fare qualcosa in più. Purtroppo non c'è un entusiasmo imprenditoriale su questo campo. Poteva essere anche un'industria di mettere qualche quattrini per qualche appartamento, perché queste persone quando arrivano vanno a lavorare. Intanto però in Veneto gli arrivi continuano a ritmi che i sindaci ma anche il presidente della regione giudicano insostenibili. Io spero che la vera soluzione sia che si ponga fine a questo arrivo e si aiutino veramente i profughi veri, cioè coloro che scappano veramente dalla morte e dalla fame, che sono solo 10-11% del totale. La misura è colma. E io non do colpe a nessuno perché so che questa è una congiuntura internazionale, però è pur vero che l'Europa non può girarsi dall'altra parte o pensare di risolvere i problemi con qualche summit e qualche sorriso. Il 12% della popolazione veneta è fatta di immigrati che hanno scelto per la loro vita questa regione. Ciò significa però che solo il 12% ha diritto a rimanere in Italia. Noi siamo preoccupati perché oggi i dati sono dati di sostenibilità. Ne stiamo ospitando circa 9.000 in questo momento e siamo davanti a una situazione che rischia di diventare inquietante, visto e considerato che non ci sono più spazi. La posizione della regione è quella di evitare tendopoli o mega assembramenti e di ottenere dall'Europa un sostegno concreto a un problema che non è solo italiano. Tromba d'aria, mareggiate e blackout. In 6 secondi divorato un intero arenile a Jesolo. Nuova emergenza lungo le nostre spiagge. Drammatico il bilancio. Tromba d'aria e mareggiata sulle nostre spiagge con il mare inferocito che ha rosicchiato sedie, ombrelloni, lettini e pure tutto l'arenile. In 6 secondi a Jesolo il mare ha divorato un intero arenile, 6 secondi di puro terrore. Stesso copione a Caorle e Punta Sabbioni, dove la forte pioggia ha provocato pure un blackout, gettando nel panico turisti, operatori e residenti. Nel San Donatese è caduti oltre 40 mm di pioggia. Drammatico il bilancio per il turismo con la conta dei danni. Siamo stati in visita questa mattina insieme all'assessore al demanio Alberto Maschio per verificare i primi danni di questi eventi di mareggiate che purtroppo spesso durante l'ultima settimana di agosto succedono. Siamo confrontati con gli operatori, ovviamente i danni sono circoscritti in una parte del territorio, la zona
della Pineta, che purtroppo storicamente è interessata dal problema. I danni sono sicuramente ingenti, ma in ogni caso la stagione è salva e verrà conclusa senza particolari problemi. Gli operatori sono già al lavoro per il ripristino. Il più colpito è stato lo stabilimento balneare Riviera Levante. Questa notte verso le 3 c'è stata una tromba d'aria improvvisa, questione di 6 o 7 secondi, un vortice che ha travolto un fronte di 80 metri, distruggendo praticamente tutto. In questo momento stiamo ricostruendo quello che possiamo recuperare, lo recuperiamo, un 120 ombrelloni, insomma, sono volati via e li stiamo cercando in mezzo alla pineta, anche per toglierli, perché sono tutti distrutti. Ha spezzato in 2 dei lettini di velto ombrelloni che pesano quasi 3 quintali. Federconsorzi Renili e Comune sono decisi nel trovare una soluzione che risolva definitivamente il problema. Dovremo vedere quali saranno le cause, perché ogni volta che c'è una piccola mareggiata in questa parte si crea appunto questo disagio. Nella giornata di oggi avremo un incontro con Federconsorzi per la programmazione degli interventi di ripascimento per il prossimo inverno. Contemporaneamente stiamo lavorando, grazie anche alla procedura di istanze per le concessioni demaniali ex legge 33, a raccogliere una somma che indicativamente si aggirerà sui 10 milioni di euro per pianificare insieme con la Regione del Veneto degli interventi strutturali per mettere in sicurezza quella parte del litorale. Ieri sera la marea ha raggiunto una punta massima di 120 centimetri in mare aperto, ma Venezia è rimasta all'asciutto grazie al Mose. Sollevato dal tardo pomeriggio, un dato eccezionale ad agosto nella storia dell'acqua alta, causato dal forte calo barico dovuto alla depressione in atto sull'Adriatico, sommato al contributo astronomico. Intanto si è svolto oggi in prefettura il tavolo di confronto sulla situazione dei lavoratori del CVN di Comara e Thetis. Registriamo alcuni segnali nella direzione della salvaguardia dei posti di lavoro, hanno spiegato i sindacati, con la condivisione di tutte le parti di giungere all'obiettivo di salvaguardare tutti i lavoratori oggi occupati. Entro 12 mesi verrà emanato un bando decennale per la manutenzione straordinaria delle paratoie. Altro tema riguarda la possibile cessione di Thetis, su cui vi è la disponibilità a valutare attentamente i soggetti privati interessati. Un crollo dal Teston della Schiara con notevole distacco di rocce è stato segnalato questa mattina intorno alle 8:30 dal gestore del rifugio Settimo Alpini. L'allerta ha mobilitato il soccorso alpino di Belluno, che con gli elicotteri del SUEM e dell'Air Service Dolomiti ha fatto la spola nel tratto strapiombante sommitale della Schiara sopra la Cengia Sperti. Esclusa la presenza di alpinisti sulle ferrate Marmoie e Zacchi, la caduta di materiale è proseguita per tutta la giornata. Ai bivacchi Marmol e Dalla Bernardina sono stati lasciati messaggi che invitano gli alpinisti a non scendere lungo la ferrata per ovvie ragioni di sicurezza. E sicurezza, ma questa volta è una sicurezza diversa, quella che riguarda Campomarzo a Vicenza. Scatta il piano d'azione per potenziare la presenza e la visibilità delle forze dell'ordine sul territorio. Si parte con la permanenza prolungata delle pattuglie nelle aree critiche. Giro di vite su Campomarzo e la zona del Quadrilatero. Scatta il piano d'azione coordinato tra forze dell'ordine. Vertice in prefettura oggi, chiesto dal sindaco Possamai, col fine di potenziare la visibilità sul territorio e garantire sicurezza ai cittadini. È qui, nelle zone limitrofe alla stazione, che si concentra il maggior numero di episodi di spaccio e microcriminalità. L'ultimo, solo in ordine di tempo, l'aggressione a Campomarzo ai danni di un agente da parte di un 28enne pregiudicato italiano, poi arrestato. Aveva sparato in aria con una pistola, poi risultata abilitata ad esplodere solo proiettili a salve, gettando nel panico una passante che ha allertato la polizia. È una zona che ha bisogno di un presidio più forte da parte delle forze dell'ordine, di maggiore sicurezza, e da oggi per le prossime settimane sarà così, perché ci sarà un piano coordinato tra tutti per garantire un presidio costante all'interno dell'area. Si rimodula così il dispositivo esistente, ora svolto in maniera dinamica dalle pattuglie, con l'obiettivo di consentire ai cittadini di vederle stazionare più a lungo nelle aree interessate.
un segnale alla crescente percezione di insicurezza, non giustificata però dal trend legato ai numeri relativi ai fenomeni di spaccio, in linea con gli anni scorsi. Nell'ambito del piano coordinato di controllo del territorio abbiamo dato la possibilità di poterlo rimodulare, prevedendo anche che la pattuglia che svolge il servizio dinamico poi faccia delle soste prolungate nelle aree urbane della stazione, della Campo Marzio e tutto il quadrilatero. A questo si aggiunge un dispositivo straordinario che prenderà corpo nel fine settimana, operazione ad alto impatto in cui saranno coinvolte anche figure specializzate delle forze di polizia. Gli interventi delle forze di polizia negli ultimi tempi sono stati sistematici, costanti, ma proprio per dare un segnale ulteriore di impatto nei confronti della popolazione e di chi sosta, bivacca e commette reati in questa zona, è stato deciso che nelle prossime ore firmerò un'ordinanza con la predisposizione di determinati servizi per intensificare la visibilità e la presenza delle forze dell'ordine. Ma non solo, per Campo Marzio si riapre la partita sulla presenza dell'esercito in strada, invocata dal primo cittadino. Strade sicure, che era il progetto che garantiva la presenza dell'esercito in città, era un progetto importante che aveva consentito una presenza forte in Campo Marzio, soprattutto visto la carenza di organico enorme che hanno le forze dell'ordine nella nostra provincia, e quindi torniamo a chiedere la presenza di strade sicure a Vicenza. Oggi l'addio a Mestre ad Andrei Boichenko, il ventenne di origine bielorussa annegato a Vittorio Veneto. Toccante il ricordo della mamma, bravo, determinato e forte, ha detto, era la mia roccia. Arriva a Mestre da Vittorio Veneto sotto una pioggia battente con un quarto d'ora di anticipo alla salma di Andrei Boichenko, il ventenne di Favaro di origine bielorussa che ha perso la vita per annegamento lo scorso 18 agosto nel Lago Morto a Vittorio Veneto. Un centinaio ad attenderlo, fuori come dentro la piccola chiesetta ortodossa della Natività della Madre di Dio. Per lui fiori e bouquet di rose bianche, tutte le corone, come la bara, con sopra la sua foto e la fascia con la scritta «La tua mamma», anch'essa di colore bianco. Bianco è il candore degli sposi e così quello dei ragazzi e delle ragazze non ancora sposate e che lasciano questa vita prematuramente, secondo la liturgia cristiana ortodossa del commiato. In chiesa, alla messa, rigorosamente cantata dal Pope, tutti, parenti, amici e conoscenti, sono vestiti di nero, come Alessandro, il fratello di 18 anni di Andrei, e la sua mamma, Aliona. Commovente e forte il ricordo tra le lacrime del figlio. Diceva sempre, mamma, non preoccuparti che ci sono io. Ero un ragazzo d'oro. Sempre pronto a aiutare le persone che vedevano difficoltà. Metteva entusiasmo a tutto quello che faceva. Ha iniziato a lavorare molto presto e subito si è distinto per l'impegno e la serietà. Era molto orgoglioso di quello che faceva e adorava la vita. Al termine della cerimonia è distribuita con bicchiere e cucchiaino la coliva, cibo tradizionale dei riti funebri con grano bollito, miele e pistacchi, mentre gli amici di Andrei, uno ad uno, si intervallano sulla bara dell'amico morto prematuramente, ponendo come ricordo la loro firma prima della sepoltura di Andrei a Favaro, dove con il fratello e la mamma aveva sognato un nuovo futuro qui a Venezia. Ricordiamo Andrei per tutte le sue grandi qualità e apprezziamo il tempo che abbiamo passato con lui. Blitz della Guardia di Finanza a Padova al centro ingrosso Cina, sequestrati cosmetici con una molecola potenzialmente cancerogena. Profumi cosmetici prodotti per l'igiene e la cura della persona potenzialmente pericolosi. Oltre 7.000 articoli sono stati sequestrati dagli uomini della Guardia di Finanza di Padova in un magazzino del centro ingrosso Cina nella zona industriale padovana. I prodotti sequestrati contenevano la molecola nota con il nome di Lilial, che dal marzo 2022 è inserita tra le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione e dunque vietata e messa al bando sul mercato europeo. I finanzieri non si sono fermati al deposito padovano e hanno scoperto anche un magazzino ad Agrate Brianza in Lombardia che faceva capo alla stessa società e che il commerciante cinese aveva tentato di nascondere.
Anche lì sono stati ritrovati numerosi prodotti, profumi, deodoranti, creme per il viso e corpo, tutti irregolari e contenenti la molecola potenzialmente dannosa. Il legale rappresentante della società, a cui sono riconducibili punti vendita all'interno del centro ingrosso Cina e il deposito in Brianza, è stato denunciato. L'operazione della finanza si svolge nell'ambito di controlli periodici a tutela del Made in Italy e della salute del consumatore. Restiamo a Padova con 2 aggressioni agli agenti in carcere. 2 aggressioni nei 2 carceri di Padova ad agenti di polizia penitenziaria. Lo denuncia il SAPPE per voce del suo segretario Giovanni Vona. 2 i casi appunto. Il primo nella casa circondariale, mentre i detenuti stavano tornando nelle proprie sezioni, uno di loro si è intruffolato in un'altra. Richiamato da un agente, lo ha violentemente aggredito sbattendogli la testa contro il muro. Il poliziotto ha dovuto essere portato al pronto soccorso. Il responsabile di questa violenza è noto per le sue intemperanze ed è stato più volte spostato nelle carceri venete. La seconda aggressione nella casa di reclusione, quasi fotocopia della prima. Anche qui il detenuto violento è noto per le sue aggressioni. L'uomo ha opposto resistenza, chiudendo il cancello del reparto con l'ispettore di polizia al suo interno. Per cercare di far uscire l'agente ne è nata una colluttazione con il detenuto e anche qui gli agenti hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Il SAPPE, il sindacato di categoria, sottolinea che la situazione nelle carceri è in costante emergenza. Vanno riaperti alcuni penitenziari come l'Asinara e Pianosa per far scontare la pena a quei detenuti che si rendono colpevoli di violenze mentre sono in cella, propone il sindacato, oltre a espellere i detenuti stranieri presenti nelle carceri italiane per fargli scontare la loro pena nei paesi d'origine. Con l'estate ormai alle spalle, siamo all'economia, le aziende sono pronte a ripartire tra 1000 incertezze. Un autunno difficile, non particolarmente grave, ecco. Ci sono segnali anche contrastanti, lo dovremo vivere così un po' alla giornata. Un autunno di luce e ombre, perché se nel post pandemia si è vissuto un rimbalzo inatteso con le aziende che si sono rinforzate e dopo un secondo trimestre 2023 con una lenta crescita, i segnali prospettano una crisi non certo impattante comunque come quella vissuta nel 2009. Abbiamo dei problemi con l'export, l'industria germanica, l'industria tedesca così sta segnando il passo. E ci sono altri settori che stanno andando molto bene. In questo momento la vera preoccupazione degli imprenditori è legata ai tassi di interesse che rischiano di bloccare la crescita delle aziende. Sono fermi gli investimenti. Oggi non investire in questo momento nella nostra regione a fronte di transizione energetica, transizione green, ci può veramente trattenere al palo. È da alcuni mesi che molte aziende sono ferme, che stanno aspettando, che ci sono annunci che non si saprà mai se la BCE applicherà nuovi tassi. Perché è molto costoso oggi investire. Imprenditori alle prese con la continua ricerca di personale e qui una risposta potrebbe arrivare dalla gestione dei flussi migratori, tema tornato al centro del dibattito in questa nuova estate di sbarchi. È imbarazzante parlare di emergenza, va avanti, spiega il numero 1 degli industriali veneti, da un decennio forse qualcosa in più lo si poteva fare. Noi abbiamo bisogno di manodopera, abbiamo bisogno di lavoratori, abbiamo bisogno anche di trattenere, perché sappiate che alcuni di questi considerano l'Italia proprio come luogo di transito. Nel giorno stesso che questi qui arrivano, io il giorno dopo gli insegnerei a fare qualche cosa, perché abbiamo bisogno degli autisti, abbiamo bisogno degli artigiani, abbiamo bisogno di tanti lavoratori. Un'ultima considerazione, Presidente Carraro la dedica all'autonomia. Anche noi imprenditori avevamo visto nell'autonomia sicuramente una
un rafforzamento dell'economia nella nostra regione. Mi sembra che ci sia qualcuno a Roma che stia lavorando per bloccare, per raffreddare. Non lo vedo più sull'agenda neanche della politica del Veneto, l'autonomia, perché c'è qualcuno che ne parla, però così non è più nei titoli. Giornata di vigilia per la mostra del cinema di Venezia. In Laguna è arrivato il ministro San Giuliano, ma è arrivata anche la madrina del festival. Madrina, ben arrivata a Venezia, com'è stato questo arrivo? È stato bagnato sicuramente, quindi arrivo bagnato, arrivo fortunato e speriamo appunto di portare fortuna a questa 80ª mostra d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. È un grande onore per me essere qui e soprattutto un anno così importante. Quando vi è stato comunicato, così proposto di fare da madrina il festival, cosa ha pensato? Non me lo sarei mai aspettata, sinceramente sapevo di essere nella rosa, però avrei immaginato giustamente un'attrice emergente, un'attrice giovane che porta sulle sue spalle il futuro del cinema italiano, e quindi non me lo sarei mai aspettata. È stato veramente un grande regalo e spero veramente di non deludere Alberto Barbera domani sera. Non è una rinascita, ma è sicuramente una conferma che il cinema italiano è veramente importante e si vede appunto anche nella mostra internazionale qui a Venezia. Venezia per me è veramente un luogo che ahimè conosco molto poco da turista, però tante volte qui per lavoro, quindi mi auguro che porti ancora più lavoro e ritornare spesso a lavorare a Venezia. Io non sono contro il turismo, al contrario, però credo che si possa fare un turismo intelligente affinché la bellezza di Venezia non venga distrutta, ma nello stesso tempo i commercianti, i ristoranti, gli alberghi possono vivere, quindi credo che in tutto, usando l'intelligenza, si possa fare qualsiasi cosa. Un abbraccio agli spettatori di Antenna 3 e vi aspetto qui alla mostra di Venezia. È tutto, previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. Ciclone in lento allontanamento verso i Balcani. Il maltempo abbandona il nostro territorio. Vediamo il dettaglio di mercoledì 30 agosto. Sul Veneto la perturbazione esaurisce la sua azione, lasciando dietro di sé tantissime nuvole e le ultime sporadiche precipitazioni che interesseranno velocemente le zone montuose. Altrove tempo più asciutto. Temperature minime stazionarie sugli 11-15 gradi, massime in ripresa tra 21 e 24 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. In questo caso al mattino il cielo sarà in prevalenza nuvoloso, non sono escluse anche delle piogge sparse ma piuttosto frequenti. Nel pomeriggio migliora con ampie schiarite. Temperature minime tra 12 e 18 gradi, massime sui 20-23 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo una nuvolosità piuttosto variabile, saranno possibili anche dei piovaschi isolati e con maggiori tratti soleggiati. Temperature minime intorno ai 15 gradi, massime sui 26-27 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.